Buonasera a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, un evento promosso e organizzato dal Comune di Vittorio Veneto, l'assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Una settimana intera di incontri e dibattiti sul tema dell'educazione con moltissimi ospiti e relatori di fama nazionale e internazionale e grandi amici di questa iniziativa. Vi ricordiamo che trasmettiamo in diretta dall'aula magna dell'Istituto Comprensivo Lorenzo da Ponte e abbiamo talvolta spesso anche ospiti graditi degli studenti in studio insieme a noi. Un evento che sta coinvolgendo molte realtà del nostro territorio e non solo del nostro territorio, un evento che vede la collaborazione anche di entrambi gli istituti comprensivi che ringraziamo. Il nostro festival ha come titolo Io sono come tu mi guardi. Abbiamo scelto questo titolo perché ci interessa moltissimo porre l'accento nel parlare di educazione sul valore e il potere che lo sguardo degli adulti può avere per la crescita sana, equilibrata di bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Attorno a questo tema stiamo incontrando molti relatori, come ho detto prima, importanti. Questo pomeriggio abbiamo incontrato Alberto Oliverio, uno dei professori universitari più importanti sui temi dell'educazione, che ci ha parlato dell'importanza del gioco per la costruzione proprio della mente, oltre che dell'autostima e delle relazioni dei bambini. Quindi un sacco di stimoli sicuramente molto utili per gli educatori, i genitori, gli insegnanti che sono in ascolto. Educatori, genitori, insegnanti che invitiamo anche a interagire con noi utilizzando le chat di Zoom, se si sono prenotati e quindi sono presenti in questo incontro virtuale, oppure anche scrivendo sui social del Comune di Vittorio Veneto, YouTube e Facebook, dove appunto potete non solo rivedere le registrazioni di tutti questi interventi, ma anche interagire con noi ponendo le vostre questioni, domande, chiedendo consigli o suggerimenti o dicendo la vostra, che per noi è assolutamente molto gradita. L'intero programma è consultabile e scaricabile dal sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Bene, questo evento che è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Vittorio Veneto è valorizzato anche dalla presenza di assessori e consiglieri che sono con noi anche in studio fisicamente. Oggi è venuto a trovarci Gianluca Posocco, assessore allo sport, nonché vice sindaco, per un gradito saluto. Grazie, buonasera e un grosso benvenuto a tutti. Innanzitutto mi preme ringraziare l'assessorato alle politiche scolastiche del Comune di Vittorio Veneto, in particolar modo l'assessore Caldart, perché veramente ha fatto un grande lavoro. Questa sera si parla di un tema importante che è il potenziale educativo nello sport in una città come Vittorio Veneto che ha una grande vocazione sportiva, e lo sport è scuola di vita. Oltre a essere veicolo di inclusione e di aggregazione, non smette mai di insegnarci cose nuove, soprattutto nello stare insieme, nel condividere e nel coinvolgere le persone per il raggiungimento di importanti obiettivi, magari sfidanti ma non impossibili. Come amministrazione comunale, già dal nostro insediamento, abbiamo cercato di coinvolgere scuole e ragazzi nel dibattere dei temi che riguardano lo sport e l'educazione. Mi ricordo al Teatro da Ponte nel febbraio 2020 2 giornate dove si sono svolti degli incontri, degli bellissimi incontri con i campioni dello sport. C'era anche tra l'altro Oscar De Pellegrin, che sarà ospite anche questa sera, in cui si è discusso con i ragazzi di un tema importante, il valore della sconfitta nello sport. E diciamo che ogni sportivo ha avuto a che fare con la sconfitta, e la sconfitta è il primo vero insegnamento dello sport. Porta con sé però umiltà e tanta voglia e tanta consapevolezza per raggiungere poi i propri obiettivi. Lo sport ti fa accettare le sconfitte, ma ti fa anche capire il valore del duro lavoro, il valore della costanza
e della passione. Io credo che lo sport sia una chiave di crescita per i ragazzi e credo che le persone che praticano sport siano poi persone migliori. Quindi da assessore allo sport ringrazio veramente l'organizzazione di questa serata e da cittadino ringrazio l'organizzazione di tutti gli eventi legati al programma Educhiamoci, perché fanno crescere veramente la città di Vittorio Veneto e non solo. Grazie e buon incontro a tutti. Grazie mille al vice sindaco e assessore allo sport Gianluca Posocco, che ha accolto assolutamente il senso del nome che abbiamo dato a questo festival, cioè Educhiamoci, perché vogliamo crescere tutti insieme e quindi l'educazione non è solo qualcosa che rivolgiamo alle nuove generazioni, ma qualcosa che aiuta anche noi appunto a crescere. Per parlare di tutto questo oggi avremo degli ospiti veramente speciali. Prima però ci teniamo moltissimo a fare un ringraziamento di cuore a Silvia Salezze, consigliere comunale con delega allo sport, una vera amica di questo festival e di altre iniziative sociali del nostro territorio, perché è stata lei ad aiutarci molto a portare fra di noi questi ospiti e anche Giovanni Storti che avete incontrato in un precedente incontro. Quindi grazie Silvia, veramente di cuore, e passo ora a presentare i relatori e ospiti di questo incontro, ma anche amici del nostro festival che sono nell'ordine. La dottoressa Marcella Bonus, psicologa dello sport e docente universitaria, le diamo il benvenuto, eccola. Buonasera. Buonasera Marcella, grazie di essere qui. Marcella avrà il compito, con le sue competenze e la sua capacità comunicativa, di coordinare questo incontro. Poi abbiamo con noi Katia Aire, campionessa di handbike e reduce, buonasera, benvenuta, reduce da Tokyo 2021 con una medaglia di bronzo, è corretto? Ecco. Correttissimo. E quindi siamo molto felici di averla con noi. Abbiamo Oscar De Pellegrin, a sua volta grande campione della carabina del tiro con l'arco, oro olimpico. Naturalmente non cito il palmarès degli sportivi presenti, ma li conosciamo bene, come pure conosciamo Marco Bortolami, campione di rugby e coach del Benetton Rugby attualmente. Benvenuto Marco, benvenuto Oscar, benvenuta Katia. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Molto bene, ecco, abbiamo quindi non solo dei campioni e delle persone competenti per parlare di sport, ma soprattutto delle persone sensibili al tema dell'educazione nello sport. E di questo parleremo perché l'incontro di oggi si intitola "Quando vincere non è tutto, il potenziale educativo dello sport". Quindi, cara Marcella, a te la parola per la conduzione di questo stimolante incontro che certamente sarà ricco di spunti non solo per gli educatori, gli insegnanti e i genitori, ma quest'oggi ancora di più anche per gli allenatori del nostro territorio e di tutte le parti d'Italia da cui siamo seguiti. Grazie e buon proseguimento del vostro dibattito. Grazie a te Marco. Oggi a me l'onore di condurre questa tavola rotonda con campioni dello sport, ma anche persone che attraverso lo sport sono riusciti comunque in qualche modo a trovare una via d'uscita da situazioni difficili e anche rispetto a Marco Bortolami, quello che è il ruolo che lui ha avuto da allenatore e da giocatore anche. Io vorrei solo fare una piccola introduzione per cercare un po' di spiegare di che cosa parleremo oggi e soprattutto cercherò di farlo ponendoci delle domande, facendo una riflessione sul ruolo che lo sport ha, perché nella stessa definizione di sport inevitabilmente si parla di educazione, perché si parla di sport inteso come tutte quelle attività che siano fisiche e che siano mentali, che sono compiute al fine di migliorare e mantenere in una buona condizione fisica l'apparato psicofisico, permettendo così l'acquisizione di abilità specializzate in particolari settori
e di competere con altri nel mettere alla prova questa abilità. Quindi uno sport che educa, ma uno sport che non educa solo l'atleta, ma educa ancora prima la persona e ancora di più il cittadino. Quindi vediamo quanto lo sport può favorire un processo educativo importante che riguarda tutta una sfera di aspetti che oggi andremo a vedere, ma soprattutto perché lo sport possa educare ci deve essere un traguardo unitario. Quindi è vero, e la scienza questo ce lo dice, i filosofi, i pedagogisti, gli psicologi ce lo dicono, che lo sport è visto come una palestra di vita, come un portatore di valori, come un'agenzia educativa. Forse allo sport in alcuni momenti chiediamo fin troppo. E ricordiamoci anche che la parola educazione vuol dire tirare fuori il meglio da ciascuno di noi, cercare di portare fuori tutto quello che è in potenza. Però per fare questo lo sport di per sé non è che educa nel momento in cui ci sono degli attori che sono in grado di trasmettere determinati valori, degli attori che riescono a proporre uno sport adeguato alle esigenze dei ragazzi e soprattutto degli educatori che siano responsabili del ruolo che hanno, perché molte volte vedremo come determinati comportamenti non sono così esplicitati, magari in qualche modo molte volte si rischia anche di rendere lo sport non educativo indipendentemente che siamo consapevoli di farlo o no. Quindi lo sport potenzialmente sviluppa e impatta su diverse dimensioni della persona, quindi da tutte quelle che sono le regolazioni affettive ed emotive, per esempio, tutte quelle che sono le abilità mentali e le abilità intellettive, ma anche quelle che sono le abilità sociali, pensiamo per esempio alle life skills, tutte abilità che sono utili tanto nello sport quanto nella vita di tutti i giorni. E questo è il motivo per cui lo sport alla fine educa sì l'atleta, ma la persona, ma arriva addirittura poi a educare quello che è il cittadino. E questo è un aspetto importante da valutare, perché da avere un grande potenziale educativo, inevitabilmente derivano delle grandi responsabilità. Quindi lo sport potrebbe sì avere un grande potere educativo, però dobbiamo già da qui iniziarci a porre una domanda. E la prima domanda è: quali sono i fini a cui deve puntare la pratica sportiva? Quali sono i veri obiettivi su cui noi ci dovremmo concentrare? Ovviamente in questo caso parliamo dello sport giovanile, ma inevitabilmente poi la ricaduta che l'educazione dello sport giovanile ha nei nostri giovani la rivediamo anche poi nello sport di alto livello. Abbiamo detto che l'educazione quindi deve avere un traguardo unitario, bisognerebbe però che gli adulti che lo sport lo propongono, lo fanno, lo allenano, avessero degli obiettivi comuni, perché il mondo dello sport viene visto un po' come una vera ecologia integrale, dove tutto è connesso, tutti siamo dentro lo sport, lo sono i ragazzi che fanno sport, lo sono gli allenatori, lo sono i dirigenti sportivi, lo sono i genitori. E quindi dobbiamo cercare di trovare dei momenti di condivisione reale, onesta, consapevole, dove decidere quali sono i punti su cui noi dobbiamo puntare, perché non possiamo nemmeno dare tutta una grande responsabilità allo sport senza che poi ci siano delle strutture sotto adeguate affinché lo sport poi possa avere anche delle risorse per poter fare questo. E quindi arriviamo agli adulti che sono degli educatori e dei modelli sociali. Quindi l'importanza di sensibilizzare e dare consapevolezza a quello che è il loro ruolo. Da una parte quindi abbiamo tutti gli adulti significativi che fanno parte dello sport, quindi abbiamo gli allenatori, i dirigenti, gli arbitri, i genitori. Si parla tantissimo, no, dello stile genitoriale, di quanti genitori adesso sono in grado
di influenzare positivamente o negativamente l'esperienza sportiva dei propri figli. Sicuramente i genitori degli ultimi 20 anni sono cambiati, ma è anche cambiato il ruolo che i genitori hanno nei confronti della società sportiva, se noi ci pensiamo. Tante società sportive proprio si appoggiano ai genitori perché hanno bisogno di risorse per poter mandare avanti la propria attività. E quindi molte volte ci siamo dovuti scontrare con dei genitori che non erano preparati a questo ruolo e quindi cercare di indirizzarli tra quello che è la giusta distanza tra bordo campo e proprio farli stare in campo spesso è risultato difficile. Infatti sono tantissimi i progetti educativi rivolti ai genitori nello sport. E la stessa cosa degli allenatori, se ci pensiamo, anche le capacità e le abilità degli allenatori si sono dovute trasformare e allargare negli ultimi anni, perché spesso si chiede molto di più dell'allenamento a un allenatore, di capire, di comprendere. Tante volte dice: ma io non sono lo psicologo, però ci vuole una sensibilità, ci vogliono degli stili comunicativi e penso che chi allena ad alto livello questo lo sa bene. Anche gli arbitri inevitabilmente nella gestione della regolazione emotiva, quindi del riuscire a capire, a leggere il momento, diventa comunque anche lui un educatore. E dall'altra parte abbiamo tutto quello che è lo sport dell'alto livello, che sono dei modelli di identificazione importanti, perché gli eroi li abbiamo avuti in tutte le generazioni, adesso molti eroi dei nostri giovani, dei nostri ragazzini, sono proprio gli atleti di alto livello. Quindi anche lì sensibilizzare gli atleti di alto livello e l'importanza che loro possono avere, no, nell'identificazione è un altro aspetto comunque su cui possiamo riflettere. Quindi la domanda che proveremo a farci oggi con molta onestà è quanto l'esperienza sportiva sia educativa. Quindi se dalle esperienze che i nostri ospiti hanno, l'esperienza sportiva è stata educativa e se sì, in che cosa è stata educativa. Perché il grosso equilibrio che deve cercare di raggiungere lo sport è proprio questo, tra i processi di formazione e i processi di risultato. Quindi da una parte c'è tutta una corrente, no, che parla di insegnare, di crescere, di formare, di motivare, di appassionare, che è il processo di formazione, il processo che ci indica la strada attraverso il quale possiamo arrivare a raggiungere i nostri obiettivi. Però poi ci sono anche dei processi di risultato, no? La competizione, il risultato a tutti i costi, la vittoria, il prestigio. Viviamo sicuramente in una società dove il risultato, dove il talento, dove la vittoria a tutti i costi in qualche modo entra nel DNA dei nostri ragazzi. A me piace sempre parlare di agonismo responsabile, perché non possiamo togliere la parola agonismo alla parola sport, perché se no non parleremo di sport. Un agonismo responsabile inteso come un agonismo capace di contemperare quelli che sono i molti valori dello sport. E anche lì ognuno ha una scala valoriale più importante dell'altra e quindi bisogna capire e aiutare lo sport a trovare l'equilibrio tra questi due processi. Tutte e due fanno parte del mondo sportivo, perché è importante il percorso, la crescita che si fa per arrivare a ottenere i risultati, ma è anche importante la vittoria, il risultato, non tanto intesa come vittoria assoluta, ma come il superamento dei propri limiti. E su questo c'è una bellissima frase che io rubo a Oscar, perché so che lui me lo permetterà. E lui un giorno ha detto che la medaglia più bella non è né l'oro né il bronzo, ma è ritrovare la voglia di vivere dopo un infortunio così terribile grazie allo sport. Ecco, questa è una vittoria. Quindi è anche giusto capire il contesto della parola vittoria e di che cosa si intende per vittoria. Molte volte c'è qualcosa di molto più importante dietro a una vittoria o a una semplice medaglia. C'è un altro aspetto che dobbiamo tenere a mente però,
che ci sono due principi che fanno parte del comportamento umano. Uno è il principio del divertimento, il piacere di divertirsi, passione, entusiasmo, tutto quello che parte fondamentalmente dal gioco, che però poi ha una ricaduta nella vita di tutti i giorni e quindi anche nello sport. L'altro è il principio della realizzazione della persona, imparare a fare qualcosa di nuovo, sentirsi competenti nel fare qualcosa, migliorare come persona, ritrovarsi migliore dopo una carriera sportiva. E questo ci porta a chiedere nell'allenatore, no? Quale è poi il ruolo? Quello di rendere piacevole l'allenamento, quindi motivare, trovare una metodologia che favorisca il divertimento e dall'altra parte però favorire anche la percezione del successo individuale. Spesso quando gli allenatori mi chiedono ma come faccio a motivare i ragazzi, ecco, questi sono gli aspetti più importanti: il divertirsi, il divertimento a qualsiasi livello, a qualsiasi età, l'autoefficacia, quindi sentirsi capace di fare qualcosa, e poi la percezione di vittoria e di sconfitta. Quindi bisogna lavorare su questi tre aspetti qua. E poi arriviamo a quelle che sono le aspettative. Molte volte le aspettative, e questo ce lo dicono anche le ricerche che vengono fatte in questo ambito qua, possono in qualche modo interferire negativamente o anche favorire l'attività sportiva. E quindi bisogna essere chiari anche nel capire che l'atto, il fatto di aspettare può avere un'influenza sia da un punto di vista giovanile ma anche da un punto di vista di alto livello professionistico. E quindi questo è un po', no? Il concetto degli adulti e dello sport. Da una parte quello che ci piacerebbe avere, che ci piacerebbe che l'esperienza sportiva fosse, ma non solo fosse l'esperienza sportiva, ma anche l'esperienza di vita, che è una strada abbastanza chiara, abbastanza nitida, dove non ci sono grosse complicazioni. Però poi alla fine noi scopriamo che la vita, ma così come lo sport, è qualcosa di molto più complesso. È qualcosa di molto più complesso perché ci sono delle difficoltà, c'è delle complicazioni, ci sono dei momenti di confusione che uno non sa continuo, non continuo, conviene, non conviene, ci sono dei vicoli ciechi, ci sono delle curve mancate. Ecco, questo è il ruolo di ricercatori e professionisti per cercare di aiutare gli atleti in questo labirinto, perché l'esperienza sportiva è sicuramente un'esperienza sociale intricata, influenzata da tantissimi fattori. Quindi non è una questione faccio bene o faccio male, non è una questione faccio o non faccio, ma è proprio un sistema dove vengono racchiusi tantissimi aspetti, perché poi parliamo dell'essere umano e sappiamo come l'essere umano è complesso nella sua complessità. E quindi è importante cercare di aiutare gli adulti anche attraverso queste iniziative a capire come aiutare i nostri giovani e i nostri atleti un po' a districarsi in questo complesso mondo sportivo. E quindi io adesso passerei metaforicamente la palla a Katia, Oscar e Marco e vorrei fare una prima domanda, che è una domanda poi molto diretta, perché si parla tantissimo di sport ed educazione, ci sono manuali, ci sono libri, ci sono riviste. Ecco, si investe tanto nello sport, tante volte io ho paura che forse chiediamo troppo all'attività sportiva. Allora, la mia domanda è: secondo voi lo sport può reggere il peso delle altre agenzie educative che stanno venendo meno? Cioè si parla sempre più di sport ed educazione, no? Di sport come terza agenzia educativa insieme alla scuola e insieme alla famiglia. Non è che gli stiamo chiedendo troppo?
Katia. Allora, io credo che non gli stiamo chiedendo troppo, perché comunque lo sport, secondo me, imprescindibilmente ha di per sé una grande responsabilità. Secondo me proprio l'ambito sportivo rappresenta in piccolo la vita di tutti i giorni. E, lo sport è fondamentalmente diventa un momento educativo, perché attraverso lo sport praticamente impari a vivere insieme, quindi c'è la socialità, impari ad apprendere le regole, e regole che però proprio perché sono inserite all'interno di un contesto che non è prettamente educativo, magari vengono accolte e accettate meglio, e quindi si imparano meglio. Si impara a stare insieme, ma si impara anche, diciamo, secondo me, il valore della propria individualità. E quindi la responsabilità, secondo me, è assolutamente a 360 gradi, ma secondo me la regge benissimo. Oscar? Sono d'accordo sicuramente con Katia che lo sport può reggere, ecco, il confronto, anzi può essere uno strumento straordinario, purché, ecco, proposto nella maniera corretta, perché sappiamo che soprattutto nei giovani, se non è ben strutturato, difficilmente poi si riesce a far capire loro la valenza dello sport. Cioè non deve essere agonismo, ma deve essere sicuramente proposto come divertimento, deve essere proposto anche come miglior benessere, salute, ma soprattutto anche crea una crescita cognitiva nei giovani, e secondo me quello che insegna è l'inclusione, cioè nei giovani non ci sono diversità. Io vedo che persone che fanno sport, che crescono attraverso lo sport, non hanno barriere, sono tutti uguali, cioè unisce sia la disabilità, sia il colore della pelle, sia le etnie, quindi secondo me se è proposto nella maniera corretta è straordinario e può essere preso da qualsiasi esempio, e soprattutto quello che nei giovani sa fare di grande, secondo me, oltre a tutto quello che insomma hai ben detto Marcella, io credo che sia un valore straordinario, insegna ad ascoltare. Io credo che i giovani, se la proposta e se lo sport è proposto da persone adeguate su un programma adeguato, prima insegna ad ascoltare e poi insegna il rispetto delle regole. Ecco, credo che quello che hai scritto prima, questo sia la strada maestra per sicuramente dare la possibilità di diventare cittadini migliori attraverso lo sport. Marco? Allora, io credo che lo sport non debba sostituirsi agli altri attori principali che sono preposti all'educazione dei nostri ragazzi, ma non possa nemmeno sottrarsi dal ruolo di educazione, di educatore che ha, diciamo, nel panorama complesso in cui i nostri ragazzi crescono. È chiaro che quando tutte queste complessità sono allineate assieme si crea il sistema perfetto. Quando questo non avviene, ovviamente è più difficile mandare dei messaggi coerenti ai giovani sportivi o ai giovani ragazzi, per cui è chiaro che serve ancora più probabilmente impegno da parte dell'allenatore o della realtà sportiva per fargli capire i messaggi educativi che vengono mandati, che sono quelli che Oscar ha appena detto: l'inclusione, comunque il saper gestire le proprie emozioni in dinamiche di gruppo con altre persone, il saper condividere anche emozioni, che è una cosa che le nuove generazioni, grazie o ahimè ai social network, hanno disimparato a fare rispetto alle generazioni passate. Quello che io credo sia sopravvalutato da un certo punto di vista è l'organizzazione esasperata e
e la richiesta anche di mezzi che vanno magari al di là di quelli che ci sono, perché credo che il valore educativo possa essere espresso sotto qualsiasi condizione, sia che una squadra sia la squadra locale di calcio, sia una squadra professionistica. Ovviamente ci sono varie modalità e vari livelli di difficoltà, ma credo che l'aspetto educativo possa essere sempre presente con i mezzi e con le disponibilità presenti in ogni singola realtà. Per cui credo che anzi molto spesso strutturare troppo un'attività possa far perdere opportunità poi educative da parte dei ragazzi di autoregolazione, di autogestione della propria indipendenza, della propria emotività, insomma, per cui credo che strutturare o iperstrutturare tutto non sia sempre un valore aggiunto, ma anzi molte volte sia un qualcosa che può mettere i bastoni tra le ruote, soprattutto in un concetto di educazione che sia un po' esteso. Ecco, sentendovi parlare, io sento se lo sport fa questo, se può essere così, però molte volte lo sport non porta con sé dei valori educativi. Molte volte assistiamo a un burnout precoce, quindi a ragazzi che abbandonano peraltro in età molto delicate lo sport. Ci sono altre volte che talenti incredibili abbandonano lo sport o non riescono a esprimere il proprio potenziale. Ecco, quello che io vi chiedo dalla vostra esperienza, di guardare lo sport anche dall'altra faccia, che poi è l'altra faccia della stessa medaglia, no? Cosa succede nella vostra esperienza, se avete avuto occasione, di quando lo sport invece non è stato educativo? Perché il problema non è quando poi lo sport promuove valori ed educa. Il problema poi quando lo sport, che non è uno sport inevitabilmente adeguato alle esigenze e ai bisogni dei ragazzi, li porta inevitabilmente ad abbandonare l'attività sportiva. Katia. Allora, nella mia esperienza diretta sia come nuotatrice sia come biker, e devo dire che questa cosa non l'ho toccata con mano direttamente. Però adesso che vi ho sentito parlare, effettivamente so di diverse situazioni, soprattutto applicate a ragazzi molto giovani che hanno iniziato, diciamo, lo sport a livello agonistico in età molto giovane, che come hai detto tu hanno subito una sindrome di burnout. Praticamente ad un certo punto si sono trovati a svolgere uno sport che non volevano più e quindi in questo senso il valore dello sport secondo me è altro rispetto a questo. Qui si parla di agonismo esasperato. Quello che invece di cui a me piace parlare invece è il sano agonismo, perché l'agonismo, quello sano, quello che mette a confronto i ragazzi, è un momento di crescita. Non deve essere, lo sport non deve essere un momento di esasperazione, deve essere assolutamente un momento di confronto e di crescita. Oscar? Sì, condivido, io credo che l'allenatore deve essere prima di tutto un educatore, deve essere quello che ti fa appassionare all'attività sportiva e con tutti i valori che ci siamo appena detti nella precedente domanda. Questo secondo me fa sì che lasci spazio all'atleta, al giovane, di scegliere con la propria testa, con la propria passione e continuare per gioco. E se si continua per gioco, da solo poi si avvicina, si appassiona e può diventare veramente uno stile di vita, può diventare un agonista responsabile, come detto prima. E a volte, ecco, io credo che l'allenatore abbia poca pazienza, ecco, di andare a usare, ecco, questi strumenti con i giovani. Si cerca di avviarli subito all'agonismo, si cerca di portare in società, ecco, un nuovo agonista per far vedere che si è bravi perché abbiamo qualcuno da proporre, abbiamo fatto un buon
campagna acquisti a volte, no, io credo che sia sbagliato. Ecco, io credo che lo sport debba veramente essere inteso coi valori e come ci siamo appena detti, questo per me è lo sport che conosco. Altre modalità credo facciano solo, ecco, del male dello sport, perché poi abbiamo l'abbandono, non sappiamo perché. Fino all'anno scorso era veramente appassionato, dava il massimo, adesso non è più in grado nemmeno di fare il risultato, quindi la motivazione va sotto i tacchi e poi c'è l'abbandono. Quindi credo che veramente il giovane vada educato, ecco, attraverso lo sport con la massima sensibilità, ecco. E a volte siamo maestri, ma un po' tutto il mondo dello sport, a dire queste frasi a chiacchiere, quindi siamo maestri, però poi in concreto tutti quanti fanno meglio che possono. Ecco, io credo che il tecnico è una pedina fondamentale. Dobbiamo, secondo me, far crescere anche in questo mondo dei tecnici proprio questa sensibilità. Allora potremmo dire di applicare lo sport come educazione nella maniera più corretta. Marco. Nella mia carriera di sportivo, purtroppo, per fortuna, ovviamente sono stato anche a contatto con realtà o con rapporti anche con alcuni miei allenatori non prettamente ottimali, però per la mia indole sono state ovviamente dei momenti difficili da superare, ma sono state anche la realizzazione poi di grandi lezioni che io ho portato con me, per cui da questo punto di vista devo dire che le difficoltà probabilmente sono quelle che mi hanno insegnato di più, forse sulla mia pelle, a mio discapito, ma mi hanno insegnato le lezioni più importanti che mi sto portando adesso da giovane allenatore. Giusto per dare forma a questo concetto, ricordo sempre un'esperienza mia dopo la Coppa del Mondo del 2007 in cui io ero da giocatore esaurito completamente, quasi volevo abbandonare la pratica del mio sport, nonostante fossi in quel momento nel pieno della mia carriera sportiva, ma la delusione di quell'avventura non tanto nei risultati sportivi, ma nelle relazioni con l'allenatore dell'epoca mi aveva proprio prosciugato di energie positive. E un mio vecchio allenatore mi disse che avrei potuto imparare da quella situazione come non volevo essere se io mi fossi trovato magari a distanza di qualche anno nella stessa posizione di quell'allenatore, per cui credo che sempre si possa imparare. Ovviamente la responsabilità di un allenatore è quella di creare un ambiente più costruttivo e positivo possibile, ma se noi abbiamo dei figli che vivono una situazione di stress, penso che possa essere un'opportunità di apprendimento anche quella situazione di stress e magari cercare con loro il modo di ottimizzarla, superarla assieme magari a quell'allenatore o in un altro ambiente. Volevo soffermarmi un attimo sul concetto di competitività e di risultato, perché credo che venga sempre dipinto con un'accezione forse un po' troppo critica o negativa. In realtà quello che diceva giustamente Katia è la sana competitività o il sano approccio al voler ottenere un risultato. Penso che siano imprescindibili nel mondo dello sport sia giovanile che professionistico, perché se noi chiediamo ai nostri ragazzi di dare il 100% di loro, di essere motivati, di impegnarsi ogni giorno nel fare qualcosa, hanno bisogno di questa spinta, di questo obiettivo che li porti a voler aspirare ad ottenere un risultato più positivo. E poi ovviamente tutto non ha fine con il risultato numerico della partita, ma questa spinta, secondo me, questo focus, se è gestito in maniera costruttiva e sana, ci deve essere, proprio perché in tutti gli sport gli sportivi di più grande successo hanno questa spinta, che riescono a gestire in maniera positiva, magari non sempre in maniera positiva, perché anche gli sportivi di altissimo livello hanno delle lotte al loro interno molto, molto grandi, però credo che faccia parte dello sport, faccia parte delle regole dello sport. Ovviamente da parte degli educatori c'è la responsabilità di saperlo gestire in maniera più propositiva possibile e più positiva, insomma, possibile. E nella tua esperienza, Marco, come fai questo? Cioè, come riesci a mantenere un equilibrio, no? tra tutto questo?
Allora, io mi concentro molto sull'intento che il giocatore ha quando si allena e quando gioca la partita, per cui su quello che è il suo approccio nei confronti della sfida. Se lui veramente mette in campo tutto quello che ha a livello attitudinale e di conseguenza a livello tecnico, credo che possiamo analizzare una vittoria o una sconfitta con serenità e con lucidità e con serenità, accettando poi il risultato del campo. Quando questo non avviene, credo che un allenatore, un educatore abbia la responsabilità di riuscire a capire il perché non c'è un intento sempre propositivo e andare a cercare se il problema è nell'atleta o nell'ambiente in cui lui insomma, propone, ecco, la proposta sportiva. Per cui credo che molto spesso gli allenatori imputano ai loro atleti la mancanza di impegno, la mancanza di carattere agonistico e si fanno troppo poche domande se loro stanno cercando di creare le condizioni affinché magari un giovane atleta senta la libertà e anche la sicurezza nei propri mezzi di poter esprimere quello che ha. Ovviamente questo è un lavoro veramente super fine di comprensione delle singole persone, dei singoli atleti, e riuscire ad entrare nella loro testa per comprendere magari quali sono le loro aspettative, ma anche quali sono le loro paure, e riuscire a creare, ecco, un legame profondo tra quello che è l'aspettativa esterna, che rischia sempre di essere soffocante, e quella che è invece l'aspettativa interna del ragazzo, e anche dare una risposta alle sue paure per fargli avere così un'idea di dove lui possa arrivare. Il mio intento, quando ti posso assicurare che dopo alcune partite affrontiamo un'analisi molto dettagliata e anche molto dura della performance del giocatore, ma io cerco sempre di concentrarmi sugli aspetti che lui può controllare, e soprattutto quando io più duro il messaggio devo mandare, più devo dargli un'opportunità di vedere il percorso che lui può fare per risolvere quel problema. Per cui ecco, credo che gli educatori abbiano questa responsabilità, non solo nel capire su cosa bisogna lavorare, ma far percepire all'atleta la prospettiva di dove lui può arrivare attraverso magari il lavoro e l'allenamento. Io penso che questo messaggio, Marco, sia molto importante, perché spesso si fanno questi discorsi a livello giovanile e spesso a livello professionistico invece questi aspetti vengono lasciati un po' più agli atleti, no? Nel senso, impara tu a gestire queste cose qua, devi trovare la motivazione. Invece è importante sottolineare il fatto che c'è un continuum, no? Di questi aspetti su cui l'allenatore si deve focalizzare, che va dallo sport giovanile e prosegue allo sport professionistico. Però tante volte gli allenatori hanno un po' paura di rubare del tempo all'allenamento per dedicarlo a questo aspetto, che è più un aspetto mentale, comportamentale, attitudinale, chiamiamolo come vogliamo. E quindi penso che questo sia comunque un messaggio detto da te, che comunque da grande atleta che sei stato, adesso sei un giovane head coach, come ti sei definito prima, sia comunque qualcosa di importante, cioè un'attenzione sempre alla persona e alla salute anche dell'atleta, perché questo penso che poi sia importante. Sì, io credo fortemente che se un atleta e un allenatore non sono in pace con loro stessi e non sono in pace l'uno nei confronti dell'altro, l'allenamento non possa essere solo fonte di ulteriore frustrazione e non un momento di crescita reciproca. E per cui credo che il rapporto ovviamente interpersonale debba essere sempre al centro della proposta sportiva ed educativa, perché solo così riusciamo ad essere in pace anche con i nostri difetti e i nostri limiti, e a saper così porci in maniera proattiva nei confronti delle sfide che abbiamo, nelle sfide di migliorarci, che risiede sempre da una parte e dall'altra. Però se si riesce a instaurare questo rapporto reciproco profondo, secondo me si possono creare delle dinamiche molto, molto speciali, ecco, e che poi forse rimangono nella mente sia degli allenatori che degli atleti, più dei risultati sportivi, più delle vittorie numeriche, perché sono convinto che sia Katia che Oscar magari si ricordano un rapporto speciale con un loro allenatore
o con una persona che gli è stata vicino, che gli ha consentito di raggiungere il risultato sportivo, ma gelosamente conservano quell'esperienza e quel rapporto all'interno di loro stessi, nel loro cuore, che è la cosa più importante. Katia, ieri... No, dimmi Oscar, vai. No, volevo solo rispondere a Marco intanto di fargli i complimenti di come lui ha esposto qui, come lui lavora, ecco, con la squadra, con gli atleti. Credo che sia veramente importante, ecco, focalizzare che lui lavora sul dialogo, e credo che il dialogo sia fondamentale, e anche le motivazioni, il perché si va a toccare alcune cose che non sono andate, ma è a fin di bene per crescere, quindi è fondamentale. Il rapporto condivido in pieno, il rapporto atleta tecnico nella preparazione di un evento di alto livello, a parte il tuo che è uno sport di squadra, ma anche nell'individuale credo sia la stessa cosa. È un po' più difficile nella squadra perché hai tanti atleti, ma se tu riesci a creare quella condivisione con un unico obiettivo, in un percorso nel dialogo e nel crescere tutti assieme, e anche adottare delle strategie, perché quando l'atleta è nella gara può avere anche dei punti deboli, quindi bisogna un po' anche prevederli prima e anche trovare delle soluzioni. Ecco, questo binomio è sempre vincente, quindi ti faccio i complimenti per adottare questa strategia che io condivido in pieno. Mi associo anch'io ai tuoi complimenti per Marco, e effettivamente diciamo che il rapporto tra allenatore e atleta è fondamentale. Nello sport individuale secondo me ancora di più. E io sono del parere che se l'atleta vince non è l'atleta che vince, ma è la squadra che vince, quindi in questo caso atleta e suo tecnico è fondamentale. Ho la certezza che non sarei mai arrivata ad un bronzo olimpico se non avessi avuto la preparazione che ho avuto e il rapporto che ho con il mio allenatore. È fondamentale. E proprio su questo, Katia, perché poi queste formazioni ti fanno anche conoscere della realtà che magari prima non conoscevi. Ieri mi sono informato, ho letto la tua storia, che peraltro è una storia veramente bellissima. E io ti vorrei proprio chiedere questo, no? Qual è stato il punto di svolta che ti ha portato da passare da un'esperienza riabilitativa, no? Quindi a superare anche una grande fobia che tu avevi per l'acqua, a quella che poi è stata un'esperienza olimpica, paralimpica, che ti ha portato una meravigliosa medaglia di bronzo. Qual è stato il passaggio, il momento? Allora, il punto di svolta chiave è stato assolutamente la necessità di dover fare dell'idroterapia per salvarmi la vita, e quindi il superamento della fobia dell'acqua. Quella è stata la prima chiave di svolta. E la seconda chiave di svolta è stato proprio il fatto di, attraverso diciamo, la riabilitazione prima e la decisione di diventare una nuotatrice, è stato proprio acquistare la consapevolezza di chi ero diventata con la malattia. Io non ero più la Katia di quando avevo 20 anni, ma avevo una disabilità. E attraverso proprio l'approccio con lo sport è stato lui, diciamo, a darmi questa consapevolezza, a farmi capire che cosa avevo perso, ma che cosa avevo ancora, diciamo, le risorse che potevo ancora mettere in campo per riacquistare diciamo, la mia normalità. In ambito invece prettamente sportivo, la seconda vera chiave di svolta è stato, diciamo, l'incontro e il confronto con un esempio che io ritengo massimo nell'ambito dello sport paralimpico, che è Alex Zanardi. E lui mi ha fatto capire, insomma, che era possibile rimettersi in gioco, era possibile riappassionarsi diciamo, di pedalare, di sentire nuovamente il vento sul viso dopo tanti anni.
e mi ha fatto capire che era possibile fare di quella nuova passione uno sport che mi desse grandi soddisfazioni. E quindi è stato quasi naturale porsi degli obiettivi, diciamo, non tanto a lungo termine, ma a breve termine. Quindi partecipare alle prime gare. I grossi risultati delle prime gare mi hanno fatto alzare l'asticella sempre di più e quindi porre il limite sempre più in alto, fino ad arrivare a vestire l'azzurro nazionale quest'anno, all'inizio del 2021, e poi alla qualifica per la Paralimpiade, e quindi realizzare il sogno olimpico e realizzare l'impresa del podio olimpico. È stata un'esperienza insomma meravigliosa. Dove tu hai ringraziato e comunque hai dedicato il tuo bronzo a Alex Zanardi. Assolutamente sì, è stato un gesto naturale per me, insomma, tagliare quel traguardo, alzare gli occhi al cielo e dedicarlo a mio padre e ad Alex, anche perché in fondo se non ci fosse stato Alex io quell'esperienza non l'avrei mai fatta, non avrei mai conosciuto il paraciclismo e quindi tra l'altro uno dei sogni di Alex era quello di portare dei ragazzi insomma alla Paralimpiade, e attraverso noi è riuscito e attraverso la mia esperienza insomma siamo riusciti a regalarci questo bronzo olimpico. Qual è stato il momento più difficile, se c'è stato, nella preparazione delle Paralimpiadi? Perché spesso si pensa che sì, si va alle Paralimpiadi, ma io so che c'è un lavoro dietro che è mostruoso, è difficilissimo, fatica, sofferenza, superamento comunque di grandi ostacoli. Se ce lo puoi Allora, raccontare. certo, allora partiamo dal presupposto che qualsiasi cosa noi facciamo prevede un impegno. Certo che preparare diciamo, un'Olimpiade e prepararla come l'ho preparata io in un anno solo, perché io ho iniziato a correre praticamente un anno e mezzo fa, l'impegno ci vuole insomma triplo. Però vi garantisco che proprio perché se ci metti la passione in quello che fai, non c'è sacrificio, non c'è fatica, insomma, che sia così pesante da poter essere sopportata. Per quanto riguarda, se mi chiedi nello specifico, per prepararci seriamente, insomma, ad un'Olimpiade significa allenarci 7 giorni su 7, 3-4 ore al giorno. Tenete presente che io lavoro anche, sono un'infermiera professionale, quindi praticamente cerco di coniugare la mia attività lavorativa con i 2 allenamenti giornalieri. Quindi si sta poco a capire che un minimo di sacrificio è fondamentale. Però non mi è pesato nemmeno per un secondo, perché in fondo stavo realizzando un sogno. E se hai l'intenzione di raggiungere un grosso obiettivo, lo devi mettere in preventivo, che suderai, faticherai e insomma ci sta. Oscar, la tua prima Olimpiade, Paralimpiade a Barcellona del 92, e hai concluso portando la bandiera italiana a Londra 2018. Tantissimi anni, tantissime medaglie. Ti chiedo di riassumere se hai dei momenti particolari, se hai delle memorie di quest'anni che per te penso che siano stati pieni di soddisfazione, di lavoro, di passione.
Sicuramente sì, io credo che la svolta sia stata aver deciso, ecco, di intraprendere questa strada sportiva, di credere nello sport, perché se pensate che, io dico, nella mia prima vita, che era da 0 a 21 anni, non ho mai frequentato sport, non sapevo nemmeno cosa fosse. Nella seconda vita, vedete, le persone importanti, come bene ha detto Katia, Alex l'ha fatta appassionare, quindi l'incontro con una persona, vedi, la vita poi, se vai a rivederla, è fatta di tanti piccoli di questi momenti che ti fanno riflettere, ti fanno crescere. Anche per me è stata una persona che mi ha proposto lo sport. E da lì, ecco, nella maniera corretta, sono stato subito incuriosito e poi ho dato tutto me stesso per riuscire, ecco, a esprimere il mio potenziale, poi sostenuto dagli allenatori che forse loro prima di me vedevano qualcosa di buono, perché insomma la loro esperienza era molto più ampia della mia. E devo dire che la mia carriera è stata veramente straordinaria, perché al di là dei tanti allori che ho conquistato a livello europeo e mondiale, però partecipare a 6 Paralimpiadi consecutive e portare 6 medaglie in 2 discipline diverse, e avendo sempre una costanza, ecco, di risultati, perché ben poche volte non sono arrivato a podio, insomma devo dire che è veramente una grande carriera se guardo indietro. Però pensate, la mia tipicità, ecco, di atleta, non sono mai partito, ecco, e non è mai stato nelle mie corde, non mi sono mai posto l'obiettivo, devo andare a vincere la medaglia d'oro. Cioè, non mi sono mai posto il problema. Il mio unico obiettivo in ogni competizione, che amavo competere, confrontarmi con i miei avversari, al di là magari di chi teme il confronto, io proprio lo amavo il confronto, era quello di riuscire in quell'ora, in quel giorno, in quella competizione europea, mondiale, paralimpica, di riuscire a fare le prestazioni che normalmente erano nel mio essere atleta. Quindi se in allenamento con i miei allenatori il mio livello era 9,5, io dovevo fare 9,5 anche lì. Consapevole comunque che il mio livello era di altissimo rilievo, però onestamente non ho mai pensato a una medaglia, me la sono sempre così ritrovata, ecco, questo è l'aggettivo giusto, ritrovata dopo con piacere, con grande, insomma, quando raggiungi un risultato del genere si può ben sapere che dietro quello che ha raccontato Katia è vero, insomma, devi dare tutto te stesso, lasciando in disparte a volte anche la famiglia, gli amici, cioè è talmente grande questo obiettivo, se uno vuole raggiungerlo, che devi essere così. E pensate che il bello e il brutto dello sport, pensate che in una Paralimpiade, se parli con tutti gli atleti che vi partecipano, come le Olimpiadi del resto, cioè lo sport in generale, tutti gli atleti hanno una preparazione di questo tipo, che per andare proprio a non lasciare nulla al caso, a lavorare su ogni piccolo particolare, ma pensate che uno solo vince. E tutti gli altri hanno fatto la stessa fatica, hanno fatto la stessa preparazione e non hanno vinto. Quindi credo che lo sport, ecco, sia anche questo bello. E chi ha vinto si porta a casa sicuramente un momento di gioia di aver raggiunto un risultato in quel momento, ecco, di essere stato più bravo di altri a mettere in atto tutto l'insegnamento di tanti anni e magari essere con la mente, che secondo il mio punto di vista è un fattore fondamentale, ecco, la preparazione mentale, a gestire quel momento. E poi dall'altra parte hai chi invece non ha raggiunto il risultato, che sportivamente comunque ha accettato e insieme ai propri allenatori sa farne tesoro e sa valutare gli errori fatti e magari sa riproporre una programmazione corretta, magari la volta successiva è il loro turno. E questo è il bello dello sport. Ecco, io credo che posso affermare che se ho vinto tanto è perché ho sempre colto qualcosa di positivo anche nelle sconfitte. Credo che la sconfitta sia più formativa sicuramente della vittoria. E questo credo che sia stato, ecco, sempre la mia condotta di sportivo, e sempre con la massima lealtà e rispetto, tant'è vero che pensate che a Londra, dopo essere stato insignito portabandiera, quindi un onore veramente straordinario, ecco, essere il rappresentante di tutto il movimento paralimpico e avere vinto anche la medaglia d'oro, che di solito non è proprio così, di solito il portabandiera viene
così ricordato perché ha sventolato magari meglio dell'altro la bandiera, la cerimonia, l'apertura, ma io non volevo questo. Sono rimasto sul pezzo, sono rimasto con la mente dove avevo speso tante ore di allenamento e sono rimasto lì. E pensate che quando sono sceso da quel podio e sono andato nel mio box a smontare l'attrezzo sportivo, in questo caso è l'arco, diversi dei miei avversari, visto che avevo appena dichiarato alla stampa che io non avrei più gareggiato, questa era la mia ultima gara, mi hanno chiesto di pezzi del mio arco in ricordo. Pensate che il mio arco è in giro per il mondo, non ce l'ho sopra la TV, e questo credo che sia un segno veramente indelebile che rimarrà dentro di me, perché è segno che veramente ho portato avanti e ho insegnato e ho espresso veramente i veri valori dello sport. Per me è un grande orgoglio, più forse della medaglia. Oscar, quali sono ancora i passi in avanti che lo sport paralimpico può fare per cercare di avvicinare sempre più persone allo sport? Questo poi lo chiedo anche a Katia. Ma guarda, il movimento paralimpico ha fatto tanto in questi anni e tanto deve fare, perché io credo che il movimento paralimpico dia anche un grande servizio a questo paese, perché queste persone che noi vediamo in TV a Tokyo e in tante altre manifestazioni siano quelle che siamo riusciti a intercettare e appassionare allo sport e far capire che lo sport può essere veramente quell'elemento di integrazione e di esprimere il potenziale. Ecco, dobbiamo continuare a lavorare sulla promozione e quindi là dove c'è la possibilità di entrare e dove ci sono i ragazzi. Quindi parlo di unità spinali e centri riabilitativi dove per tanti anni, ma ancora attualmente con dei progetti mirati, vado e cerco di motivare questi ragazzi per avviarsi allo sport, non in uno sport dedicato, perché può essere così, si può pensare, arriva dal tiro con l'arco e va a proporre il tiro con l'arco. No, io credo che sia prima di tutto far capire quale strumento può essere, ecco, lo sport, e poi si lascia uno decidere e provare tante discipline e poi decide lui. Ecco, questo è quello che il movimento paralimpico sta facendo, tant'è che a Tokyo abbiamo visto come è stata l'esperienza di Katia, ma di tanti altri giovani. Erano la prima partecipazione, magari intercettati da questi progetti, quello di Zanardi, Obiettivo 3, quello di altre federazioni, Arco Senza Barriere, il CIP ha il progetto con le unità spinali, dove sono stato anch'io diversi anni responsabile. Quindi questo è bello, questo vuol dire che riusciamo in qualche modo a creare e rafforzare questo servizio al paese e andare a intercettare chi ancora non ce la fa e chi ancora non sa che lo sport può diventare veramente uno stile di vita e quell'elemento che porti a riappropriarsi della propria vita. Katia? Sì, io sono reduce nell'ultimo weekend da una partecipazione al Festival dello Sport di Trento, dove ero lì appunto con Obiettivo 3. E io credo che il modo migliore per avvicinare i ragazzi con disabilità allo sport sia l'esempio. E in questo senso, secondo me, diciamo, le Paralimpiadi e il fatto che la RAI abbia trasmesso molto delle Paralimpiadi di Tokyo sia già stato di per sé un buon esempio, nel senso che ha fatto vedere a tanti ragazzi che sono a casa, che sono chiusi in casa perché con disabilità, che fare sport anche con disabilità è possibile ed è bello ed è gratificante. Ed è un modo proprio per tornare alla vita e per tornare alla normalità. E io credo appunto che progetti come Obiettivo 3 o come diceva Oscar, Arco Senza Barriere, siano dei progetti che possono fare veramente tanto e avvicinare i ragazzi comunque a qualsiasi tipo di sport. Far vedere che fare sport anche nella disabilità, insomma, è possibile ed è fondamentale perché aiuta a vivere meglio. Marco, cambiamo argomento, no? Allenatore, giocatore e genitore di una giovane amazzone. Forse il ruolo più difficile è quello del genitore. Spesso
si parla appunto di educazione, però poi quando diventiamo genitori probabilmente vediamo anche l'attività sportiva dei nostri figli in un'ottica diversa. Qual è il tuo rapporto con lo sport da genitore? Allora, prima di rispondere alla tua domanda, volevo fare un'osservazione sui racconti dedicati ad Oscar, perché io mi sento veramente piccolo al confronto di due monumenti quali sono loro, non solo di sportivi, per quello che sono riusciti a raggiungere, ma anche in qualità di persone che hanno una forza mentale incredibile per riuscire a superare, insomma, le difficoltà e darsi degli obiettivi, per cui credo che siano veramente due persone speciali. I loro racconti, anzi, li anticipo già che li inviterò tutti e due a parlare con la mia squadra di tutti gli aspetti che hanno raccontato questa sera, perché mi danno veramente grandi emozioni e sono degli esempi incredibili, per cui grazie. Per tornare alla tua domanda, allora, credo che essere allenatore mi abbia permesso di essere un genitore migliore, e essere genitore mi abbia consentito di essere un allenatore migliore, perché allenatore e genitore credo che mi abbia dato la possibilità di distaccarmi emotivamente da mia figlia e di riuscire a gestire gli aspetti educativi con un po' più di lucidità e meno diciamo, cieco sentimento, per quanto positivo sia. Dall'altro, essere genitore mi ha reso un allenatore migliore, perché mi ha connesso emotivamente di più con i miei giocatori, e quasi io vedo i miei giocatori quasi come fossero dei miei figli nel rapporto che cerco di instaurare con loro, e sicuramente vederli esprimere quello che sanno esprimere sul campo è molto simile a quello che provo quando vedo mia figlia esprimere una performance agonistica. Sicuramente il lavoro di genitore è difficile in ambito sportivo. Io cerco di essere un genitore che sta dietro le quinte, per cui supporto mia figlia, ma con molta discrezione, molta in punta dei piedi, ecco. Ogni tanto chiacchiero con la sua allenatrice, ogni tanto chiacchiero con mia figlia dopo magari qualche prestazione che lei ritiene frustrante. Non sempre condivido magari gli aspetti metodologici o comunicativi della sua allenatrice, ma mi guardo bene da intervenire, diciamo, direttamente. Però ecco, cerco di supportarla in punta di piedi in modo tale che lei senta che è supportata, che ha la mia fiducia, ma che riesca poi a trovare anche la sua strada, perché non voglio che le mie aspettative, per quanto sane e positive possano essere, anche in uno sport diverso, creino delle aspettative troppo soffocanti in quella che è la sua strada. Per cui cerco appunto di farle sentire il mio supporto senza essere troppo presente. E penso che questo sia uno degli aspetti più importanti. Come cerco con i miei giocatori di fargli percepire quanto io credo in loro, quanto li spingo anche a migliorare, ma quanto io creda in loro, e nel momento della performance io sia disposto a fare mezzo passo indietro per lasciare che siano loro poi a essere gli attori sul palcoscenico quando veramente conta. Per cui ecco, credo che siano sempre questi due aspetti nel ruolo di genitore e di allenatore, che sono gli aspetti magari un po' più tecnici o scientifici o psicologici, e poi c'è anche l'aspetto emotivo. E entrambi i ruoli non si può mai prescindere l'uno dall'altro se si vuole cercare di fare un buon lavoro. Ovviamente bisogna anche mettere in considerazione che non siamo tutti perfetti, per cui anche gli allenatori possono sbagliarsi, ma se si ha la serenità e la lucidità magari in alcuni momenti di riguardarsi dal di fuori, si possa crescere anche in questo percorso. Katia, tu l'hai accennato prima dicendo senza il mio allenatore non sarei arrivata a questo bellissimo bronzo. La mia domanda è proprio questo, no? Puntare l'attenzione anche sul contesto sociale, ambientale che ruota attorno all'atleta. Perché se parliamo di un atleta giovane, inevitabilmente
abbiamo anche i genitori, abbiamo la società, abbiamo i coetanei, abbiamo anche la scuola comunque, no? E questo è molto importante perché, come dicevo prima, bisogna avere un unico intento educativo, bisogna cercare di andare tutti verso lo stesso obiettivo e cercare di avere un traguardo il più possibile unitario. Ecco, nella tua esperienza, quanto questo ha inciso sia come formazione della persona ma anche dell'atleta? Allora, il contorno è fondamentale perché è quello che ti permette di, come posso dire, di avere una serenità interiore per affrontare tutto quello che c'è da affrontare. E nel mio caso, come dicevo prima, l'allenatore è stato fondamentale perché comunque il rapporto con l'allenatore è un rapporto quotidiano. L'allenatore sa di te quello che c'è da sapere ancora prima di te stesso. E anche diciamo, il contesto in cui viviamo è fondamentale per darti quella serenità di cui hai bisogno. Quando parlo di contesto mi riferisco nel mio caso alla famiglia. La famiglia a cui inevitabilmente, proprio per il fatto che facendo sport ad alto livello, il tempo che diciamo, gli allenamenti ti impegnano è tanto. E quindi quel tempo lì è tempo tutto sommato che tu porti via alla famiglia. Quindi sì, il contesto è fondamentale. Io in questo devo dire che sono stata molto fortunata perché sono stata sostenuta dalla famiglia dal primo all'ultimo giorno. Però, Katia, se ho capito bene, tu hai avuto una prima esperienza con l'acqua dove sei arrivata a vincere 28 titoli italiani e poi sei passata all'handbike, giusto? Sì, allora in realtà io non ho mai smesso di nuotare. Tant'è vero che il prossimo weekend sarò impegnata in acqua a Lignano per un europeo di nuoto e apnea, tra l'altro non paralimpico ma con normodotati. E quindi sì, in realtà io l'acqua l'ho scoperta da vecchia e penso che me la porterò, c'è la passione che mi ha scatenato, la passione per la vita che mi ha scatenato, me la porterò fino all'ultimo giorno, quindi non smetterò mai di nuotare in realtà. E quindi tu hai due allenatori, hai uno che ti segue nel nuoto e uno che ti segue Ecco, nell'handbike. anche lì secondo me io sono stata veramente fortunata perché anche nel nuoto ho trovato un'allenatrice che ha saputo indirizzarmi, valorizzare le mie capacità, le mie potenzialità e secondo me fare un passo indietro quando era necessario farlo. Tant'è vero che secondo me i miei due allenatori sono gemelli separati alla nascita perché sono praticamente come posso dire, come forma mentis e come approccio all'allenamento sono praticamente uguali, quindi sono doppiamente fortunata. Oscar. Grazie. Sono intervenuto anche per ricordarvi che abbiamo ancora più o meno 5 minuti per concludere, poi ci sarà qualche breve rilancio e quindi Marcella ti ringraziamo e ti lasciamo la parola per un ultimo spunto con la richiesta magari ai nostri ospiti di lasciare proprio una frase che loro ritengono particolarmente significativa, pescandola anche dalla loro esperienza se vogliono, come piccolo lascito di questo incontro che abbiamo rivolto agli allenatori, agli educatori, ai genitori e agli insegnanti che ci hanno seguito fino a questo momento. Io chiederei a Katia innanzitutto, così facciamo il giro e lo concludiamo. La mia frase, il mio pensiero? Sì. Assolutamente crederci fino al giorno dopo e questo è quello che il mio allenatore da un anno a questa parte mi ha ripetuto
fino allo stremo e devo dire che aveva ragione. Anche perché se non ci crediamo noi stessi, chi ci deve credere per noi? Noi stessi dobbiamo crederci per primi. Oscar. Beh, la mia, nessuno ci impone a fare sport e quindi bisogna farlo divertendosi. Io se ho fatto più di 25 anni di carriera agonistica è perché mi sono sempre divertito. E soprattutto ai giovani credo che veramente quello che dà lo sport sotto forma di educazione sociale e familiare, di lavorare in squadra e soprattutto insegna a che il risultato non è qualcosa che viene calato dall'alto, ma è solo frutto del proprio impegno. Quindi io credo che detto questo possa essere veramente tarato su tutti per crescere meglio e abituarsi a superare le avversità che la vita purtroppo ognuno ha le proprie. Quindi con questa mentalità sportiva forse a volte è più facile a superarle. Marco. Allora, per me è una frase sulla paura, perché penso che quando si pratica sport a tutti i livelli, sia che sia un ragazzo giovanissimo o un atleta olimpico, ci sia sempre una componente di paura, di timore di non riuscire a farcela. Per cui la mia frase è che la paura più grande dovrebbe essere quella di non riuscire a realizzare il proprio potenziale. Per cui ecco, mettersi in questa condizione di darsi un'opportunità fino in fondo, come ha detto Katia, e crederci fino alla fine, e poi il risultato sarà solo il risultato di tante cose. Bene, io vorrei concludere, visto che ci sono anche degli insegnanti, a ripetere l'importanza di un agonismo responsabile nel corso della vita dei nostri giovani e dei nostri adolescenti. Lo sport è un'esperienza che permette di autoregolare tutte le nostre emozioni, e questo è un aspetto altamente fondamentale, perché è un'esperienza che proprio ti permette di conoscerti a fondo e di poter tirare fuori quello che è il tuo potenziale. E io, prendendo una frase di Aristotele, no? Che diceva che per dare il meglio di sé bisogna avere dei buoni compagni di viaggio, i quali ci spronano a realizzare compiutamente il nostro potenziale. Quindi il messaggio che io cerco sempre di dare, di trovare dei momenti di formazione, di unità, di intenti, di obiettivi tra la scuola, lo sport e la famiglia. Non lasciamo lo sport lontano dalla scuola, perché lo sport è fondamentale nel percorso di crescita dei ragazzi. Superiamo quello che in qualche modo spesso si dice: se sei un buon atleta non puoi essere un buono studente o viceversa. Quindi io penso che ci sia proprio bisogno di unire le 3 agenzie educative per fare in modo di aiutare i nostri ragazzi a diventare dei bravi atleti e dei buoni cittadini. Grazie veramente infinite a tutti voi per i moltissimi stimoli che abbiamo ricevuto. Il nostro festival Educhiamoci ha avuto un'ulteriore occasione di grande arricchimento, non solo per gli stimoli teorici che ci avete dato, ma anche per la narrazione delle vostre storie, che è stata sicuramente fonte di grande ispirazione. Abbiamo avuto tantissimi stimoli, io adesso ne rilancio qualcuno proprio a random, soprattutto collegandoli agli altri autorevoli interventi che abbiamo avuto in questi giorni. Avete parlato del valore dell'esperienza che è maggiore di quello del risultato, e questo si è collegato molto bene ad altri interventi che abbiamo avuto, per esempio ieri sera da parte della dottoressa Alice Gabrielli, che parlava molto di questo. Oggi pomeriggio avevamo il professor Oliverio che parlava di quanto sia importante proprio nella formazione mentale, sociale e relazionale dei bambini l'attività fisica, il movimento, la possibilità di potersi incontrare e confrontare con il proprio corpo, con se stessi e con gli altri, e in questo chiaramente lo sport è un'occasione preziosissima. Ancora l'esperienza di flusso, cioè il rapporto tra le nostre competenze e le sfide che ci poniamo, e che è una
attività sportiva può facilitare. L'abbiamo visto molto bene ieri sera anche da un punto di vista scientifico. L'aspettativa esterna, qualcuno ha citato il rapporto tra l'aspettativa esterna e l'aspettativa interna e quindi il ruolo che gli educatori possono avere nel non influenzare negativamente questi processi. È ancora molto stimolante da parte degli allenatori, ma questo vale anche per gli insegnanti, per i genitori, moltissimo, il fatto che la critica, anche molto dura, molto puntuale rispetto al margine di miglioramento, vada accompagnato anche con delle indicazioni di percorso, e quindi la presenza chiara del coach, ma anche dell'educatore in senso lato, non è solo quella di rimarcare i difetti o le possibili osservazioni critiche, ma anche appunto quella di indicare una via di miglioramento. Abbiamo avuto veramente tantissimi stimoli, oltre che un piacere nell'ascoltare le vostre storie. Sono d'accordo con Marco Bortolami rispetto al fatto che la grandezza dei campioni che si sono espressi questa sera è anche una grandezza relativa alla forza spirituale e mentale. E quindi riceviamo molti stimoli per tutti noi che ci vogliamo educare, come dice il titolo della nostra rassegna di questo Festival dell'Educazione. Ecco, veramente grazie di cuore anche per le vostre ultime parole, Marcella Bonus, quindi il meglio di noi lo possiamo esprimere con buoni compagni di viaggio e quindi il richiamo ad una responsabilità collettiva di tutte le agenzie educative. Lo sport non deve ricevere deleghe da altri, ma entrare in questa rosa e in questo lavoro di squadra, come lo sport stesso ci insegna, insieme alle altre figure che lavorano con i bambini, le bambine, le ragazze e i ragazzi. Vi siamo veramente molto grati di aver contribuito al nostro obiettivo di fare cultura e di sensibilizzare rispetto ai temi educativi. Non poteva mancare lo sport, che ci sta molto a cuore, e quindi vi ringraziamo moltissimo a tutti e quattro. Vi cito nuovamente la dottoressa Marcella Bonus, psicologa dello sport e docente universitaria, amica di questo festival, Marco Bortolami, campione di rugby e coach del Benetton Basket, graditissime presenze di Katia Aire e Oscar De Pellegrin, campioni paralimpici, che ci hanno anche regalato le esperienze personali molto arricchenti. Vi ringraziamo tutti di cuore, così come ringraziamo le molte persone che ci hanno seguito. Vi ricordiamo che il nostro festival continua, l'intero programma è scaricabile dal sito www.educhiamocivittorioveneto.it e potete partecipare iscrivendovi alle dirette Zoom oppure seguendole attraverso i social del Comune di Vittorio Veneto, ovvero la pagina Facebook e il canale YouTube. Ancora grazie, vi diamo l'appuntamento a questa sera dove parleremo ancora di educazione con l'ospite che sarà Stefano Viccari. Il titolo riguarderà lockdown, pubertà precoce e altre manifestazioni di malessere nei ragazzi, e quindi qualcosa anche di grande attualità. Ancora da tutti noi buona serata e grazie di cuore ancora una volta ai nostri graditi ospiti per questo incontro.